Siamo nel Parco Oasi del Brenta dove un gruppo di artisti locali hanno dato vita a un progetto molto importante per la valorizzazione del territorio locale. Andiamo ora a sentire Elena Bortolazzi che ci racconterà da dove nasce questo progetto e le idee per trasformarlo in arte. L'idea nasce dagli autori del Bosco Magico che propongono appunto l'installazione di sculture e di opere d'arte all'interno del Parco Oasi. Poi il progetto viene sviluppato da un gruppo di professionisti, lavoratori, volontari e adesso prende il via proprio il 1° giugno, nel senso con poche sculture che nel corso dell'estate verranno implementate, verranno ospitati altri artisti che contribuiranno appunto alla realizzazione del parco arte all'interno del parco Oasi già esistente. Elisa Ferranza, questa è una bella idea, ma soprattutto in un territorio come questo si può creare di tutto e di più. Certo, abbiamo deciso di dare spazio a diverse realtà del territorio, cercando di unire attraverso i 4 elementi. Abbiamo creato dei laboratori didattici in cui ragazzi e adolescenti potessero coinvolgersi e lasciare che la natura li coinvolga. E abbiamo preparato molte sorprese e allestiremo questo parco con aria, acqua, terra, fuoco. Sono gli elementi portanti della natura e cercheremo di dare spazio alle persone che vogliono creare e costruire un futuro armonioso all'interno di questo parco. Elena, in un'epoca come questa dove l'industrializzazione e il materialismo ormai è il sopravvento, questo è sicuramente un progetto ambizioso. È l'ambizione di recuperare ciò che è l'uomo, che è parte della natura. Qualcuno diceva non abbiamo che l'80% dello stesso DNA di un olmo. Sì, è il recupero dell'umano inserito in un contesto naturale, cioè è necessario che l'uomo ricordi di essere egli stesso natura. Ci ricordate anche qualche manifestazione, quando partirà il tutto e insomma quando saranno le date precise per la gente che vuole assistere a questo bel progetto? Certo, abbiamo detto il 1° giugno, ore 16, ci sarà l'inaugurazione del chiosco del Bosco Magico e l'ufficializzazione dei lavori del Parco Arte, che si chiuderà il 1° settembre, mentre domenica 2 partiranno dei laboratori, e, come dicevo prima, inerenti ai 4 elementi, aria, acqua, terra e fuoco, coinvolgeranno un po' tutti, e si ripeteranno l'8 e 9 giugno. E poi prevederemo per luglio e agosto altri eventi, avranno a che fare con lo sport, con l'alimentazione e molto altro. Un'estate quindi all'insegna del Parco del Brenta e insomma vi aspettiamo numerosi. Bambini, qui vedo che c'è anche un bel posto dove si può mangiare, si può giocare, quindi c'è tutto qua. Sì, non manca assolutamente nulla, terra, acqua, aria e fuoco, cibo compreso. In questo parco abbiamo scoperto esserci anche un orto particolare, un orto sinergico. Ascoltiamo Bruna Battistello che ci spiega che tipo di orto è questo. L'orto sinergico è un orto biologico dove si cura molto la terra, perché si è visto, hanno fatto studi scientifici che se la terra è molto ricca di nutrimenti, di insetti, di lombrichi e di microrganismi, la pianta cresce molto più sana. Perciò si vanga e si sistema la terra una volta solo all'inizio, poi si concima, si copre di paglia e la si lascia sempre coperta di paglia. Perché il terreno resta sempre umido, non si compatta con il sole e con la pioggia e i microrganismi ce ne sono di aerobici, nel senso che vivono in superficie, e di anaerobici che vivono con poco ossigeno. Se noi vangando li mescoliamo muoiono tutti, la terra si sterilizza. Questo è il principio dell'orto sinergico. Sinergico poi perché si mescolano le piante, ci sono delle sinergie, piante che stanno bene assieme, piante che invece è meglio tenere lontane. Sapendo queste sinergie si mescolano le piante, si fanno dei filari possibilmente a zig zag, in modo che le radici di una pianta non vanno a contrastare l'altra e soprattutto certe piante assorbono degli alimenti, certe altre li rilasciano, sapendo che stanno bene assieme si aiutano l'una con l'altra. Questa è la sinergia delle piante. Quindi da queste piante ovviamente avremo ottimi benefici. Perché secondo te la gente non riesce a curare un orto del genere ma si ricorre alle classiche tecniche tradizionali? Diciamo che è un orto nuovo come idea e bisogna ragionare in modo un po' diverso da come abbiamo ragionato finora.
Io vedo tanti miei amici che si fanno l'orto da tanti anni, in un certo modo non riescono a capire questo, però io vedo che le piante, ce l'ho da 3-4 anni, sono molto più sane degli orti degli miei amici. Io non ho mai dato né veleni per le lumache né per i pidocchi, e l'anno scorso, che è stata un'annata spaventosa per i pidocchi, i miei ne avevano 4. E sono stata contentissima di questo, perché anche gli altri hanno visto che le piante erano sane in confronto alle loro, che invece 2 o 3 volte all'anno nell'estate hanno dovuto dare il veleno, insomma, ecco. Quindi con questo tipo di orto è facile prevedere anche dei corsi, magari per bambini, dei laboratori, qualcosa per spiegare questo tipo di tecnica? Sì, sono stati fatti anche a Nove un corso. Adesso appunto dovevamo, con le signore che poi terranno l'orto, fare la pratica. Purtroppo questa primavera non ci ha lasciato fare granché, e infatti qua stiamo ancora costruendo l'orto. Adesso questa lo lasciamo così in modo che tutti vedono come si costruisce, e la settimana prossima finiremo anche quello.